rappresentanti del mondo dello spettacolo che oggi pomeriggio anche a Udine, così come è accaduto a Milano, si sono ritrovati per mettere in scena la protesta dei cosiddetti bauli. Hanno creato un albero di Natale proprio con quegli oggetti che storicamente compongono appunto il loro bagaglio di attrezzatura per l'attività di arte, musica, spettacolo. C'era per noi Francesca Santoro. L'albero dei bauli sbarca a Udine in Piazza Venerio. Qual è il significato? Vuole essere un modo per ricordare la drammatica situazione dei lavoratori, delle imprese, di tutti i soggetti che compongono la filiera dello spettacolo e degli eventi, fermi dalla fine di febbraio di quest'anno, con una sporadica ripartenza nel corso dell'estate, ma che è assolutamente insufficiente per mantenere in vita un comparto che è molto importante, che ha un indotto importante, soprattutto qua nella nostra regione. I sostegni ci sono stati, sono molto difficili perché sono arrivati a spot sia alle aziende che ai lavoratori con notevoli difficoltà che Bauli in Piazza sta rappresentando anche al tavolo permanente dello spettacolo con il ministro Franceschini al tavolo nazionale dello spettacolo e che si spera troveranno una risoluzione per i prossimi mesi, essendo la ripartenza del settore ancora lontana. Quanti sono i lavoratori in Friuli Venezia Giulia interessati da questo problema? Friuli Venezia Giulia sono qualche migliaio, rappresentano comunque un settore importante perché proprio in regione partono alcune date zero di tour importanti sia a livello musicale che culturale e quindi rappresentano un indotto importante per la regione, non solo per gli eventi in sé ma per quello che rappresentano anche a livello sulle ricadute sul turismo, sulla ristorazione e sul settore alberghiero. L'albero dei bauli è stato a Milano, ora a Udine, farà altre tappe? Domani inaugurerà anche a Roma e oggi viene inaugurato a Bergamo. Resterà a Udine fino all'Epifania, verrà un po' animato nel corso di questi giorni attraverso alcune interviste a lavoratori e lavoratrici dello spettacolo che aiutino anche a portare un po' in luce tutte le storie nascoste, inespresse di molte persone che durante questi mesi sono rimaste senza lavoro. Nel frattempo a Trieste